Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, continuiamo la nostra scalata al milione. Come vedete ho perso un po' di punti, sono messo a giocare. Sto giocando a 3 minuti. È una cosa da non fare perché a 3 minuti non siamo per niente buoni. In pratica vince chi muove più veloce, dando più o meno un senso a queste mosse, ma proprio più o meno, Importante essere abbastanza coerenti, perché la coerenza è difficile da trovare. Potrei spingerti qui. So che non va fatto, ma in questo caso te lo faccio. In questo caso te lo faccio e via con le avanzate sull'ala di donna. Tac, si apre la colonna B. Premove, apriamo, colonna. Forse questa è più forte. Questa è più forte, no, scherzavo. Anzi, donna e due, cazzarola ci voleva, perché poi c'ha cavallo qui, cavallo qui. Donne 2, ci voleva donne 2. Va bene, falla. Falla, cosa vuoi che ti dica? Con donne 2 non l'avresti fatta. E invece... mo ci scassi le balls. Però così neanche puoi farla. E ti minaccio, l'ho scoperta sul cavallo. Ok. Questa non credo sia un problema. Non è un problema affatto. Un po' scomoda, ma non è un problema. Siamo sotto di tempo. Attenzione, questa frase è totalmente nuova. Su questo canale mai sentita. Tra l'altro, ragazzi, pensavo di arrivare a 1600, poi di fermarmi con questa serie, poiché gli avversari iniziano a essere tosti e inizia a essere un parto di quelli belli pesanti per me. Quindi, allora, qui mi regali il cavallo praticamente. E quindi, bene o male, con avversari di 200-300 punti meno di te, ci sta che perdi diverse volte. In più, commentando, quando commenti e parli, perdi il 20-30% della tua forza, quindi non osiamo, non siamo Nakamura. Quindi giochiamo tranquilli. Facciamo così. Regaliamo subito pedoni in cambio di un buono sviluppo. Premove, dobbiamo essere veloci, rapidi, indolore. Ok, è difficile, strano, questo è il primo regalo che mi fanno i miei amici qui. Solitamente giocano sempre perfetti, meglio i computer, quindi va bene. Va bene. Giochi questa, c'hai la donna sotto, lo sapevi, c'è qualche matto che non ho visto. C'è questa... No, non c'è qualche matto che non ho visto. Ti catturo qui. State sbagliando un po' tanto, cioè normalmente non fate questi errori. Normalmente. Tac, cattura e c'ho il doppio, ti mangio il cavallo. Se cattura qui c'ho donna qua. Ok, e vabbè io rocco ragazzi, che vi dico, se no spingo, se viene qui perde il cavallo, però attack. No, non volevo giocarla, non volevo io giocarla, non volevo giocarla, mouse del Kaiser. Ah, va bene, mi è andata bene, non volevo giocarla. Comunque stanno sbagliando un po' tanto. Cioè, nelle partite che ho fatto prima è stato un disastro dopo l'altro. Nel senso che erano veramente tanto veloci. Sono tanto veloci. Tac, c'è qualche scacco che io non ho visto. Ok, c'è ovviamente questa se toglie l'alfiere. Esatto.
Beh, ha provato il tutto per tutto, giustamente. L'avrei fatto anch'io. Sai, magari il mio avversario non se ne accorge. Eh sì, va bene, va bene, va bene. Ci stava. Ci stava, ci stava. Andiamo. Vediamo quale difesa mi farà. Altrimenti stanno facendo tutti sto cavolo di gambetto. Danny Wenton sarà annullata. Vabbè, te annullo io, va? Visto che non vuoi giocare. Nuova partita. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Nuova partita. Cavallo F6 di premove. Cavallo F6 di premove. Mi piace questa nuova impostazione grafica. Ho cambiato i colori e la forma dei pezzi e secondo me sono veramente veramente carini. Veramente veramente carini. Giustamente tu vuoi fregarmi il cavallo e l'avrei fatto anch'io se fossi stato in te. L'avrei fatto anch'io se fossi stato in te. È una buona mossa, senza ombra di dubbio. Ma... Ma la forza dei due cavalli della difesa Lekin, ragazzi, la forza di questi due cavalli è qualcosa di devastante. Aiutami a trovare le parole, non riesco a trovarle. Eclatante, no, non riesco ancora. Fenomenale. Spingi qui, che ti spingo giù. Bravo. Attenzione, c'è un alfiere murato vivo che fra poco però penso riuscirà a trovare il modo per liberarsi, ma siccome questa è una partita lampo, non abbiamo il tempo per pensare a tutte le mosse migliori di questo mondo. Quindi va bene, fai quello che vuoi, liberati se vuoi, basta che non mi scassi. Come siamo fini oggi, come siamo raffinati, come siamo veramente... Siamo veramente... Questa va fatta questa, assolutamente. Questa è sbagliata, credo. Cioè, credo che ho sbagliato io, no? Perché con questa spinge... Non lo so, non lo so. C'è la cattura qui. C'è un po' di pressione su questi pedoni centrali. Giusto un tantino, grazie a questo mitico alfiere, che c'è una diagonale che la metà basta. Oh. Ok. Catturo subito qui a gratis oppure ti spingo e poi ti catturo il cavallo. Fammi ragionare 2 secondi. Tac, catturi lì, tac. No, questo pedone è troppo forte, ho deciso che questo pedone è troppo forte, quindi ti faccio questa. Però poi perdo questo pedone. Non lo so, non lo so. Muoviti, Cristian, muoviti, muoviti. Se no perdi con il tempo. Come sempre, queste le perdi tutte per il tempo. Vabbè, dai, facciamo così, basta. Scelto. Ho scelto che questa è la mossa corretta. Non so quanto lo sia realmente, veramente poco, però ho scelto che questa è la mossa corretta. E quest'altra... Mamma mia, ma che mosse sto facendo? Ok, teniamoci così, così. E poi ci prendiamo qua. Ok, 36 secondi per chiudere la partita. La vedo molto... Onestamente la vedo male. Onestamente la vedo persa questa, però chissà il fato cosa dirà, il fato, il feto, chi lo sa. Giochiamo così. Giochiamo così. Che mosse ragazzi, che mosse. Tachicardia. Ok, c'è un po' di attacco qui. Spingiamo, spingiamo.
Qui la situazione è abbastanza tragica, ragazzi. Posizione è abbastanza tragichella. Vi ricordate Fisichella, ragazzi? Mi è venuto in mente così. Non so perché ho fatto questa mossa, onestamente, non lo so, non chiedetemelo. Ma che c'è il matto? No, si è salvato. Si è salvato. No, raga, ho perso per il tempo, non ci posso credere. Ci posso credere che l'ho persa per il tempo. No, ma perché succedono queste cose? Non si può perdere così una partita, dai. Perché? 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 E va bene, va bene. Si è trasformata. Ah, ma sai che ti gioco tranquillamente così? Ti gioco tranquillamente proprio così. E ti gioco anche questa con estrema tranquillità. Mamma mia, che gioco aggressivo da GM! Credici, Cristian. L'importante è crederci, fantasticare, sognare. Allora, un po' di debolezza sulle case scure, la andiamo subito, subito così ad attaccare. Bravissimo, indebolisciti ancora di più. Adesso qualche scacchetto qua e là. No, niente, basta, ci fermiamo qui così. C'è questa. Scacco, sì, va bene. Mi farà questa sicuro, che vuole. Ok. Niente, ti faccio questa. Credo sia buona, onestamente. Non lo so. Cosa mi dite, ragazzi? Cosa mi consigliate in questa situazione? Pensavo di essere messo bene, ma non lo so. Pensavo di essere messo bene, ma mi devo un po' ricredere. Cioè, meglio del bianco sicuramente, ma pensavo molto meglio. Pensavo molto meglio. Ok, allora la donna deve rimanere qui a proteggere questo pedone, altrimenti qui si cambia. Oh, ti cambio subito e buonanotte. Ti farei un favore probabilmente. Questa va fatta. Adesso c'è questa come manovra. Se cattura il cavallo, catturo col pedone e questo pedone controlla queste due case ed è fortissimo. Ok, c'è qualcosa qui che mi fa paura. C'è l'entrata qua. Potrei giocare questa che è molto forte. Questa è molto forte. Cavallo sostenuto da due pedoni, potentissimo. E adesso lui è un po' in. Ok, adesso devo giocare questa. Devo giocare con calma questa qui. Fatemi ragionare. Tempo, non mi dare ansia anche tu, che qui siamo un'ansia unica. Cavallo qui. Cavallo qui. Allora, se mi catturi qui col cavallo sono anche felice. Mi apri la colonna, quindi questo è un problema, credo di no. Quindi facciamola. Facciamola. Adesso anche arrivare, adesso non so se catturare o spingere. Vediamo un po' cosa mi dice il mio estro. Ok. Oppure scacco subito. Vabbè dai, giochiamo una mossa qualsiasi. Giochiamo una mossa qualsiasi. Cattura, va? Tac, scacco, cioè catturo il cavallo con la torre tutta la vita.
tutta la vita proprio. E poi ci piazzo l'altra torre. Dovrei riuscire ad avere un po' di iniziativa, non so quanto, ma un po' di iniziativa dovrei avercela. Ok, raddoppio di torri. Che partita, raga, strana anche questa. Perso la donna. Hai perso la donna e non lo sai. No, no, non lo sai. I cori da stadio ignorantissimi. Quanto sono ignoranti i cori da stadio. E poi prendono canzoni anche belle e le ignorantiscono. C'è proprio una... C'è proprio una scuola per rendere ignoranti le canzoni belle. Ciao, facciamo l'ultima che qui oggi la sto vedendo veramente, veramente grigia, ma veramente grigia. Veramente grigia. Ci sei. Questa, ti faccio questa. Ho scelto che è la mossa corretta. Ho scelto che è la mossa corretta. C5. Ah, tu sei più vecchio stile, sei uno che fa queste mosse. Ti faccio questa. Ti faccio questa. Tu cosa mi giochi dopo questa? Cavallo qui, perdi il cavallo. Attenzione, sta per perdere il cavallo fra 3, 2, 1. Bella questa provocazione, mi è piaciuta, però non so quanto ti faccia bene. Non so quanto ti faccia bene, onestamente, perché io gioco qui. Se catturi con la donna, vengo qui col cavallo. E se catturi col cavallo, comunque ti faccio questa. Mamma mia, ma neanche Kasparov le vede queste, neanche Kasparov, ragazzi. Ma qui siamo veramente a livelli infimi, volevo dire. Ok, adesso solitamente Christian cosa succede? In queste partite le perde per tempo. Adesso andremo a vedere se si ripeterà o se il maestro deciderà di ripetersi. Oppure, come diceva Paganini, Paganini non ripete. Vorrei solo arroccare. Non chiedo troppo, vorrei solo arroccare. Quindi, se mi vieni qui con l'alfiere, faccio una roba così tranquilla, arrocco lungo e chi si è visto, si è visto. Ecco, su questa invece avrei da ridire. Su questa mossa avrei da ridire. Perché questa, mamma mia, se mi dà fastidio. Mamma mia se mi dà fastidio questa. E dà fastidio assai. Mi dà fastidio assai. Se scacca semplicemente vengo qui, poi gioco questa. Beh, facciamo così, va? No, questa ci vuole. Ci vuole questa mossa. Tac. Ah, allora te ti stai organizzando per farmele pagare tutte. Ti stai organizzando per farmele pagare tutte. Ho capito, ho capito. Sono costretto a scappare qui dopo. Ho capito. Non ti è piaciuta quella mossa che ti avevo fatto e quindi vuoi punirmi. È comprensibile da parte tua. Assolutamente comprensibile. Fammi arroccare che sono finiti tutti i miei problemi. Mamma mia, sei fastidioso, questo scacco è veramente fastidioso. Però adesso c'ho questa. Ebbene, che c'ho troppe possibilità. Attenzione, c'è un cavallo sbirichino, sbirulino.
Beh, questa è sbagliata, palesemente. Premove. Oh, finalmente posso giocare anch'io. Non mi pare vero. Se vieni qui con una torre ci piazzo la mia. Esatto, non c'è niente di minacciato, non può andare da nessuna parte. E ora c'è questa. O semplicemente c'è questa. Ok, raga, attenzione al tempo qua, Minaccio la torre, quindi devi prendere seri provvedimenti. Dai, c'ho 9000 pezzi in più, perché devi speculare sul mio tempo che sai già che perderò per il tempo? Abbandona, fai l'uomo e dici guarda, io sono in grado di vincere questa partita. E invece no, devono speculare loro. Fino all'ultimo. Ti chiedo il cambio degli alfieri appena spingi quel pedone, sappilo. Tac. Ma proprio... Oh, forse era meglio un cavallo lì in mezzo, in effetti. Va bene, adesso ce la giochiamo, vengo col mio re qui e mi spingo sti due pedoni, visto che tu non hai intenzione di fare cose interessanti, le faccio io. Ok, adesso si spinge. Va bene. Ok. Sì, vabbè, questa la perdo per il tempo. Ah, il tempo, il tempo. Chi è che l'ha inventato, raga? Ma chi è quel meschino che ha inventato il tempo? Perché, soprattutto? Cioè, faceva così schifo. Ah, ah. E siccome siamo carichi, ci facciamo l'ultima. No, scherzo, basta. Per oggi basta. Ragazzi, speriamo di non scendere più così tanto. Spero che vi siate divertiti. Scusate le 1000 sviste, voi fate sempre bene a commentare dicendo ah, lì potevi fare di qua di là, ma sai, giocando a questa velocità poi non è il mio forte, quindi ci sta che ho fatto un sacco, anzi, se è meglio che non le analizzo perché altrimenti alla fine. Ciao ragazzi, a domani! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!